Sindaco Bagliana, questa sera è stato presentato il progetto di quello che sarà il futuro percorso di Sant'Augusta, un percorso conservativo, però non senza difficoltà di realizzazione. Quando inizieranno i lavori e se ci può dare un po' di indicazioni sul progetto e anche sulle chiusure. Sì, allora i lavori per l'opera inizieranno i primi giorni di marzo, verrà chiuso il sentiero appunto che porta al santuario di Sant'Augusta e naturalmente abbiamo previsto delle vie alternative per raggiungerle, che sono quelle attraverso via Borghel, via Sassi, e l'alternativa, se no passando per Santa Giustina, si può raggiungere il santuario. Il cantiere avrà una durata di 330 giorni, quindi è un'opera veramente importante per la città, è un cantiere imponente, naturalmente ci saranno molte criticità, è per questo che ci vorrà più tempo appunto per finire l'opera e naturalmente siamo entusiasti di questa partenza, perché questo farà sì che tutto il percorso del santuario di Sant'Augusta sarà valorizzato e sicuramente sarà molto più fruibile. Un dettaglio sul lato economico, un po' l'importo complessivo e anche da dove derivano questi soldi, e se c'è anche un invito o qualcosa che vuole dire ai cittadini su quest'opera. Sì, naturalmente essendo l'opera importante, l'importo è di 1.100.000 euro, fondi stanziati dalla nostra amministrazione con l'avanzo di amministrazione e diciamo che è un'opera, ripeto, imponente e naturalmente speriamo di riuscire a concludere nei tempi prefissati. Io invito la cittadinanza ad aver pazienza, ad usare i percorsi alternativi e invito comunque tutti i visitatori che ci raggiungeranno in questo anno di continuare ad arrivare e arrivare a Sant'Augusta.